C'è un nuovo assetto societario che è stato presentato in questi giorni con una nuova legge di iniziativa della Giunta regionale, dove Veneto Sviluppo diventerà praticamente una holding che incorporerà al suo interno le attività proprie di Veneto Sviluppo tramite la SGR e la società Veneto Innovazione, che è già una società controllata da parte di Veneto Sviluppo. Veneto Sviluppo cambia e si rinnova. In prima commissione è stato incardinato il progetto di legge 205 di iniziativa dell'esecutivo regionale presentato dall'assessore Roberto Marcato, che sancisce il passaggio decisivo nella riorganizzazione e nel riordino delle funzioni della società Veneto Sviluppo e Veneto Innovazione. La Regione è pronta a liquidare le quote delle banche private, che si aggira intorno al 49% del capitale, un'operazione dal valore di circa 40 milioni di euro. Veneto Innovazione, a conclusione del processo di riorganizzazione, diventerà il soggetto deputato a gestire circa 600 milioni di euro tra risorse regionali e risorse FESR da destinare alle imprese tramite prestiti o garanzie. Convoglierà i fondi dell'Unione Europea destinati alle attività produttive, quindi avrà numerosi compiti e poi ci sarà un riassetto complesso dell'attività di Veneto Sviluppo, più rispondente ai tempi e anche più rispondente alle esigenze di mercato. Nel frattempo poi in questa opera di rinnovamento usciranno dal capitale sociale le banche private che in questo momento fanno parte del capitale di Veneto Sviluppo e diventerà tutto di proprietà diretta della Regione Veneto.